Le scuole di Cianciana e Alessandria della Rocca diventano i laboratori di protezione della bellezza, bellezza che la natura siciliana offre ai suoi abitanti, ma anche attraverso le opere che le varie culture mediterranee le hanno lasciato in eredità. Per questo il presidente del WWF Sicilia Area Mediterranea, architetto Giuseppe Mazzotta, ha consegnato a un paio di centinaia di ragazzi dai 6 ai 13 anni un attestato di nomina quali guardiani della bellezza, come già fatto in tante scuole siciliane. L'azione di educazione ambientale, qui concentrarsi sulla biodiversità, è sempre più legata a una fitta rete di incontri che le scuole chiedono al WWF, storica associazione garante di comunicazione senza eccessi slegati dalla realtà. Gli incontri di Cianciana e di Alessandria della Rocca nascono dall'iniziativa degli insegnanti Valerio Valenti e Adriana Sardo dell'Istituto Manzoni, diretto dalla dottoressa Rosaria Provenzano. Oltre agli insegnanti promotori ad accogliere il presidente WWF Mazzotta, sono stati i responsabili dei plessi di Cianciana, Alessandria della Rocca, il professore Perconti e Cucchiara. La biodiversità è diventata protagonista delle lezioni che hanno evidenziato rischi, cause e rimedi per favorire la resilienza ai fenomeni sempre più evidenti di impoverimento delle specie animali e vegetali, dovuto ai vari fattori umani che hanno modificato le dinamiche del rapporto tra uomo e natura. L'alto livello di interesse di tutti i 4 incontri, tenuti collegialmente con i ragazzi, ha evidenziato quanto grande sia stato il lavoro svolto da tutto il personale scolastico, che si è mostrato particolarmente sensibile alle tematiche legate alla salvaguardia del benessere planetario. Noi siamo il futuro che costruiamo, conclude Giuseppe Mazzotta, presidente del WWF Sicilia Area Mediterranea.